oggi faremo una bella passeggiata dove, Ricky? A Goni, perfetto. Andremo a vedere il parco archeologico di Prano Mutteddu, quindi ci vediamo dopo. Gladius Roma sum Belisarius. Ogni sito in Sardegna, specialmente quello neolitico, ha qualcosa sempre di particolare e misterioso. Prano Mutteddu, un bel parco con tanto di servizi e quant'altro, quindi consigliatissimo per chi vuole fare qualche passeggiatina e unire l'aria aperta alla storia sarda. La vuoi leggere tu? No. Leggo io. Allora, l'area archeologica di Prano Mutteddu è caratterizzata dalla presenza di circa 60 menhir. I menhir, come tu sai già, Ricky, sono sia della tipologia aniconica, non presentano cioè alcuna raffigurazione, sia del tipo proto-antropomorfo, hanno cioè una forma ogivale, come questi appunto, con la faccia anteriore piana e quella posteriore convessa, elementi che sembrano richiamare la figura umana. Questa iconografia costituisce una sorta di prototipo per i successivi sviluppi antropoformizzanti delle statue stele della piena età del rame. I menhir sono realizzati in arenaria locale, questi del posto, sbozzati con una lavorazione fine e accurata e sono alti sino a 2,50 m. Le pietre sono disposte variamente in coppie, in piccoli gruppi, in piccoli e grandi allineamenti, tra i quali il più numeroso è costituito da un gruppo di 20 esemplari e più raramente isolati. Dove andiamo ora? Tomba seconda. Tomba 2. Ok, andiamo a vedere. Un po' cosa c'era. Guarda com'è. Guarda un po' cosa c'era. Guarda, li hai mai visti questi oggetti? A casa di zio? Allora, la tomba 2, la più monumentale e suggestiva del complesso, è composta da 2 enormi blocchi di pietra e ha una planimetria tipica delle Domus de Janas. Imita quindi in elevato una tomba ipogeica. Il monumento presenta un corridoio con le pareti di apertura che Memento tot il
taşun Madeza verga attila nonestu Radius Romaisum Belisarius Radius Roma imperis Ucris nostro imperium Deplorama per Roma de novo legis Divis Romanus sus et sine imperiosum Sanguine barbarorum renara et Roma Radius Roma imperis Ucris nostro imperium Deplorama per Roma de novo legis Divis Romanus sus et sine imperiosum Sanguine barbarorum renara et Roma Gladius Romae sum Belisarius Ora vedremo altre dovute Janas lì in fondo. Prima però andremo a visitare la Triade. C'è la tomba 6. Eh sì, O la 4 e 5. 4 e 5? 4 e 5. Erano scritti i numeri romani? Sì. Li conosci? E Eccola qua. Sì. Tomba della Triade. La tomba 4 di pianta ellittica è realizzata con un muretto a secco a doppio filare. La sepoltura residua del solo filare di base non permette una lettura complessiva della stessa. Il monumento è però contraddistinto dalla presenza di una triade di menhir di tipo aniconico, caratterizzati da una fitta presenza di coppelle circolari di piccole dimensioni nella faccia meridionale. Belisarius Radius Roma imperis Ucris nostro imperium Deplorama per Roma de novo legis Divis Romanus sus et sine imperiosum Sanguine barbarorum renara et Roma Forti Italia e lacrimis coticis fertiles factis sunt Forti Italia e lacrimis coticis fertiles factis sunt Plorate gotici barbari Gladius Romae sum Belisarius Guarda, hai vista? Qui. Allora, oggi si conclude così la giornata, con questa bellissima giornata, il cielo azzurro finalmente, e vi rimandiamo alla prossima escursione da Prano Mutedu, territorio di Goni. Vi salutiamo, Marina, Riccardo, ciao. e alla prossima puntata. Ciao! Montes lasicae cum sanguis sassanidarum rubri factae sunt Vade fosroe mortalis anime Gladius Romae sum Belisarius
più stronzo